Mi presento, sono il primario della neurologia di Cittadella e di Campo San Piero, sono in carica ormai da 6 mesi e abbiamo deciso, d'accordo con l'amministrazione, con la direzione sanitaria e direzione generale, di aprire qui a Cittadella un nuovo ambulatorio della cefalea. Perché? Perché la cefalea rappresenta un problema medico molto frequente e disturba molto le persone. A volte la cefalea può essere solo un sintomo di un'altra malattia, ma più frequentemente è un disturbo, una malattia di per sé. Io stesso ho sofferto e soffro ancora di cefalea con le caratteristiche dell'emicrania. Aprire un nuovo ambulatorio significa poter seguire i pazienti, poter proporre delle cure che sono efficaci sia per quanto riguarda il trattamento dell'attacco di cefalea, ma anche per prevenire eventuali attacchi se la frequenza fosse molto alta.